Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. L'artigianato artistico può e deve essere inteso come una reale prospettiva occupazionale. Al convegno di studio, organizzato dal Comune di Badia Polesine, che si è svolto giovedì 6 dicembre 2012 presso l'Abbazia della Vangadizza, sono emersi dati, spiegazioni, direttive e testimonianze che provano come l'artigianato tipico possa essere motivo di attrazione di nuova imprenditorialità ed occupazione, contribuendo alla valorizzazione del territorio nei suoi vari aspetti: artistico, ambientale, occupazionale, turistico e commerciale. Nei saluti del sindaco Gastone Fantato e dell'assessore provinciale Laura Negri è emerso l'impegno verso progettualità riferite all'artigianato. Il Comune di Badia cerca, come fanno molti, di introdurre un criterio di sperimentazione, di iniziative che possono coniugare la cultura, la tradizione e gli aspetti storici di cui anche Badia è ricca, con il mercato, con l'innovazione, con l'economia, puntando su una serie di imprese, piccole o grandi che siano, ma che comunque abbiano come riferimento questi aspetti anche culturali. Io credo che realtà come queste, progetti come questi abbiano dei punti di eccellenza veramente straordinari. Intanto perché toccano direttamente un problema che tutti stanno vivendo, che è quella della disoccupazione giovanile, arrivata ormai al 35%. E c'è la possibilità da parte dei giovani di poter investire, intraprendere direttamente un'attività che non è un'attività qualunque, ma è un'attività di tipo artigianale. In questo caso si parla di attività che sono legate anche un po' alla tradizione del territorio. Inoltre è molto importante che qui a Badia si sia pensato di affiancare questa realtà delle botteghe artigiane anche ad un polo di formazione sulla decorazione artistica. Anche questo costituisce sicuramente un elemento che rafforza questo criterio importante della formazione, che non può essere soltanto una formazione legata ai licei, ma una formazione soprattutto di tipo professionale, che fa in modo che soprattutto i giovani acquisiscano le capacità di fare un mestiere. Ecco, non sarà sicuramente la soluzione, la panacea di tutti i problemi, ma un elemento di eccellenza, una buona pratica che può essere tra l'altro anche di esempio per altri territori con cui magari andremo a confrontarci in una prossima attività di riordine. La relazione di Enrico Maria Davoli, docente di storia della decorazione all'Accademia Belle Arti di Bologna, ha messo in rilievo la necessità di recuperare tecniche e fondamenti della decorazione per rivitalizzare la produzione di oggetti, scommettendo sul talento di chi li crea. Enrico Aceti, docente di elementi di architettura e urbanistica all'Accademia Belle Arti di Bologna, nel parlare del rapporto fra decorazione e architettura, ha ribadito il bisogno del recupero della conoscenza dei materiali e delle forme decorative connessa al recupero delle arti dei mestieri e quindi della qualità del prodotto contro un aspetto estetico anonimo e globalizzato dilagante. Poi Marco Lazzarato, docente di tecniche del mosaico all'Accademia Belle Arti di Bologna, ha spiegato come la prospettiva di riferimento sia quella del rilancio dell'industria artistica italiana, entità produttiva in grado di accogliere tutte le istanze estetiche elaborate dall'arte della decorazione. Le attività artigianali e artistiche, infatti, prevedono un investimento minimo, sono diffuse e non delocalizzabili, perciò rivestono un ruolo fondamentale sul piano sociale ed economico. L'intervento del commissario regionale per la formazione, Santo Romano, ha descritto gli investimenti, i buoni risultati e gli alti livelli occupazionali come esito della formazione artistica, mentre Giorgio Minighin, presidente del Metadistretto Veneto dei Beni Culturali, ha parlato della svalutazione nel tempo delle attività manuali e laboratoriali e della necessità del recupero e della valorizzazione di queste come vera opportunità per il futuro delle nuove generazioni, che dovranno unire competenze pratiche e intellettive. Programmazione 2014-2020 si avrà una maggiore integrazione delle programmazioni tra le risorse umane e le infrastrutture, ci sarà una concentrazione di risorse su meno interventi rispetto al passato, quindi più concentrazione per avere maggiore efficacia, sarà aumentata in particolare l'intervento diciamo relativamente all'inclusione e alle nuove povertà. Ovviamente poi ci sarà una linea relativa sicuramente all'innovazione dell'impresa, allo sviluppo del capitale umano, e quindi sicuramente ci sarà possibilità di fare formazione
anche nel settore artigiano, anche nel settore del restauro. Ha concluso l'incontro Maria Luisa Coppola, assessore regionale alle attività produttive, che ha ribadito la forte connessione fra i risultati economici e investimenti in formazione per i giovani e le donne. Infatti in Polesine si registrano particolari esiti positivi dell'imprenditoria femminile. La nostra provincia è la provincia che a livello veneto è cresciuta maggiormente sull'impresa al femminile, è quella che ha assolutamente un trend positivo. Io mi auguro che questo possa essere anche per l'impresa giovanile, ma ne sono già sicura. Siamo l'unica provincia che ha ben 2 progetti proprio di recupero di immobili di proprietà pubblica in cui poi poter inserire queste start-up di artigianato artistico. E credo questo sia sicuramente frutto non solo di sensibilità da parte delle amministrazioni, ma anche poi di richiesta da parte del territorio. Stiamo lavorando su alcuni progetti anche con le associazioni di artigianato, di artigiani, proprio per cercare di anche comunicare il valore artigiano, proprio perché i nostri giovani sappiano che dalle loro mani, dalla loro creatività possono nascere quegli migliori prodotti che hanno da sempre fatto la differenza, che sono il nostro Made in Italy, il nostro biglietto da visita più bello nel mondo. La creazione di un polo innovativo per il rilancio delle arti e dei mestieri nelle restaurate barchesse dell'Abbazia della Vangadizza svolgerà una funzione di traino per nuova imprenditoria. È ancora aperto, peraltro, il bando di locazione delle 5 unità produttive che saranno realizzate nelle barchesse, con agevolazioni per le ditte locatarie che potranno usufruire di contributi in conto capitale per il 50% per l'allestimento dei locali e l'acquisto di attrezzature. La domanda si può scaricare dal sito del Comune di Badia Polesine e dal sito www.vangadizza.it.